documentario che si rispetti comincia sempre con l'alba e finisce col tramonto. Anche questo. D'altra parte sarebbe perlomeno assurdo cominciare col tramonto un documentario che vuol descrivere la periferia di una grande città. Quando il centro di una città è ancora immerso nel sonno borghese e gioca coi sogni, la periferia è già desta. È la prima a svegliarsi, perché da lei nasce il primo palpito di vita che alimenterà questo groviglio di uomini e di cose che si chiama grande città. Non vi sarà sfuggito, pensiamo, che i tram sono i primi ad uscire dai loro depositi e ancora insonnoliti avanzano sferragliando sulle rotaie umide per porgere il primo buongiorno agli operai che aspettano al capolinea. In un documentario che si rispetti sarebbe perlomeno arbitrario vedere i tram carichi di operai avviarsi all'incerta luce del primo mattino verso il teatro dell'opera. È un po' come un teorema di geometria. Ad un tram carico di operai corrisponde l'ingresso di una fabbrica, o di un cantiere, o di una piccola officina. È lì che ufficialmente ha inizio la giornata di lavoro. È lì che la periferia dà il suo contributo vivo e fervido all'apparato circolatorio di una grande città. All'alba ogni casa ha una sua piccola storia coi suoi personaggi veri. C'è il personaggio da fumetti che non ha dormito. E c'è invece il personaggio umano che ha lavorato tutta la notte per poter arrotondare il magro bilancio di famiglia. La periferia è una città nella città. È un mondo particolare, coi suoi problemi, con le sue ansie, con le sue gioie. Vive per conto suo, con semplicità, disinteressandosi completamente delle sfilate di alta moda, dei film in cinescope, delle regie di Luchino Visconti. I discorsi in periferia sono sempre gli stessi. La 13ª mensilità, il gol di Galli o di Boniperti al 24esimo della ripresa, gli occhi e il resto della cassiera del bar Italia. E i vicoli stendono al primo sole la biancheria. Nei cortili si lavora. Lavorano tutti, anche i ragazzi, magari sorridendo alla macchina da presa e sentendosi per un attimo dei divi di prima grandezza. In periferia si incontra sempre in una strada uno stracivendolo che trascina il suo carretto pieno di cose passate e ormai inutili. E poi ci sono i mercati, sempre gli stessi. Sono la delizia degli operatori in Technicolor i mercati. Le mele ranette, le melanzane, i limoni, la pescheria fresca sono immortalate in primo piano. E per i più piccoli c'è sempre un venditore di pulcinella col fischio. E la vita anche è sempre la stessa. Poco prima di mezzogiorno c'è sempre un bambino che ancora non sa niente di Silvana Pampanini, del pool dell'acciaio, della cassa del mezzogiorno, ma che sa soltanto che a una certa ora suo padre, muratore in un cantiere, aspetta il solito pasto quotidiano composto da fagioli con le cotiche e da un quarto di vino rosso. In un documentario che si rispetti, un'inquadratura coi binari della strada ferrata non può mancare. Fa sempre un certo effetto vedere un bambino seduto sui binari. Ma qui potete guardare tranquilli. Il rapido delle 10:27 è già passato.
È lunga la strada fino al cantiere e le tentazioni sono molte. Sì, forse è vero. Forse solo i bambini ricchi possono mangiare le olive dolci. E Carletto ci conferma che per un'oliva pallida si può delirare. È mezzogiorno, anche la benna ha fame e si ferma, sorniona, come a indicare che le lancette del grande orologio della giornata segnano l'ora del pasto. Il lavoro ha una pausa. In questo momento, nella grande città, la gente in fin dei conti fa le stesse cose. Variano i menù, i locali, i ristoranti, ma dappertutto è l'ora della colazione. Gli uomini della periferia, quelli che lavorano sodo, sono abituati ad accontentarsi di un pasto più che frugale. L'importante per loro deve essere il riposo di un'ora al sole e più importante ancora deve essere pensare. In quel momento soltanto possono avvicinarsi alle cose più grandi di loro. Possono sognare la loro fotografia in prima pagina sui giornali e leggervi sotto: l'operaio Pasquale Quagliarulo ha fatto 13 e ha vinto 70 milioni. Anche i tetti fanno chilo e si lasciano riprendere in primo piano con una certa disinvoltura. Il gatto della signora Teresa ha mangiato bene oggi ed è soddisfatto, come soddisfatti sono i ragazzi quando possono prendere a calcio un pallone e sognare di essere acquistati dall'Inter per 150 milioni. Vecchio Pulcinella, ti invidiamo davvero. Tu sei veramente l'amico migliore dei bambini. Pur di farli ridere, tu fai raccolta di bastonate e schiaffoni. Ma la vita ha le sue esigenze e Carletto a malincuore deve rinunciare al finale della farsa. Sì, la vita ha le sue esigenze anche per i più grandi, che indossano pullover multicolori come Van Johnson in un film americano e passano la giornata in un'accademia. Di biliardi, ma sempre accademia. È un documentario che si rispetta questo e di conseguenza si avvia fatalmente verso il tramonto. I ragazzini si scambiano figurine di Niers e di Coppi, un prete va a portare l'ultima benedizione a chi ha scelto quell'ora per morire tranquillo, il muratore ha finito il suo lavoro e va a casa col figliolo che lo ha aspettato davanti al cantiere e che è fiero di avere un padre che possiede una bicicletta. Il vetturino, un po' triste, rimpiangendo i bei tempi in cui i tassi non c'erano, accompagna Fulmine a riposare nella vecchia stalla. È l'ora in cui anche in periferia gli innamorati hanno da dirsi qualche cosa in segreto e cercano un angolo tranquillo lontano da sguardi indiscreti. Un documentario che si rispetti finisce sempre con un tramonto sul mare. Questo purtroppo è stato girato in una città dell'interno. Sarà per un'altra volta.